Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì per raccontarvi i fatti di cronaca dal nord-est, come sempre numerosi collegamenti da tutto il territorio, ma partiamo con alcuni aggiornamenti di cronaca. Il primo che ci porta nel Veronese per un tamponamento tra due auto, siamo sull'autostrada A4, una 57enne morto sul colpo, c'è un altro soggetto grave, molto grave, ricoverato all'ospedale. L'incidente è avvenuto questa notte sull'autostrada A4 Verona Est, nel tratto tra Verona Est e Soave, lungo la carreggiata in direzione Venezia. Nel tragico schianto avvenuto poco dopo l'una sono rimaste coinvolte due auto per l'appunto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Da quello che si apprende, la vittima è un dipendente di un'azienda di vigilanza privata. Sempre sulle strade del Veneto, nell'Alta Marca trevigiana, siamo a Vidor, via Sernaglia, chiusa il traffico questa mattina proprio nelle ore di punta a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, 3 auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 34 nel comune di Vidor. L'impatto è stato particolarmente violento, uno dei veicoli si è ribaltato mentre un altro è finito fuori strada con il terzo fermo in mezzo alla carreggiata. Lungo la provinciale sono rimasti numerosi detriti e parti di carrozzeria che si sono staccati a seguito dello scontro. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L'incidente ha però reso necessaria la chiusura temporanea della provinciale. Poco dopo le 9:40, sempre questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronzinella, siamo in centro a Mogliano Veneto, per un incidente che ha coinvolto un'autovettura. I vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Treviso hanno provveduto alla stabilizzazione dell'auto posizionata, lo vedete, su di un fianco e all'estrazione della vittima, incastrata al suo interno, per affidarla alle cure del SUEM 118, presente sul posto con un'ambulanza. Sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Mogliano Veneto per la gestione del traffico e per tutti i rilievi del caso. Sempre per la cronaca, parliamo di furti, ennesimo raid, stavolta non in un'abitazione, non in una casa, non in un negozio, ma addirittura a scuola, e non è assolutamente la prima volta, come ci racconta in diretta la nostra Francesca Bozza, che si trova a Silea con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Francesca. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. L'hai detto giustamente tu, non un'abitazione, non un negozio, non una chiesa, perché ormai siamo abituati a raccontare anche di furti nelle chiese, bensì nelle scuole, e sembra essere probabilmente questa una nuova modalità dei ladri, prendere di mira gli edifici scolastici. Qui a Silea, a Lanzago di Silea per esattezza, però è il secondo colpo nel giro di 2 giorni. Erano infatti entrati 2 notti fa, proprio forzando questa finestra scorrevole. Siamo nella scuola dell'infanzia di Lanzago. Sono entrati da qui, o è entrato da qui, ancora da definire se si tratti di un ladro solitario o di più persone. Si sono subito diretti verso l'armadietto dei medicinali. Qui hanno rubato una dose di adrenalina, quindi probabilmente sapevano cosa cercare, e dopodiché hanno rubato altro materiale per la didattica. Hanno tentato poi, attraverso il corridoio che adesso Nicoletta vi inquadra, che collega proprio la scuola dell'infanzia alle scuole elementari, di arrivare nell'altro edificio, ma è scattato l'allarme e a quel punto sono scappati. Viene da qui da chiedersi se si possa trattare dunque della stessa persona che questa notte è tornata probabilmente per finire il colpo non portato a termine, sempre entrando dalla stessa finestra scorrevole che chiaramente era ancora danneggiata dall'ultimo colpo.
e sono direttamente andati nella scuola elementare alla ricerca degli iPad che usano le insegnanti per le lezioni, iPad che però erano stati nel frattempo spostati, hanno trovato solamente le scatole vuote. Certo è che due episodi così ravvicinati nello stesso luogo inquieta, preoccupa. La stessa dirigente scolastica Maria Pia D'Avanzo, che abbiamo incontrato pochi minuti fa con Nicoletta Rizzetto, ricostruisce queste due giornate, ma anche spiega quelle che sono le sue preoccupazioni per quanto accaduto. Sentiamo le sue parole. Mentre 2 notti fa i ladri sono entrati nella parte posteriore dell'edificio da una finestra e hanno rubato sostanzialmente una dose di adrenalina che era contenuta nell'armadietto dei farmaci salvavita per gli alunni, lasciandoli gli altri farmaci, quindi hanno fatto una scelta precisa e hanno rubato poi 3 casse audio e una cassa grande, quindi tutto materiale diciamo dedicato alla didattica, e 2 notti fa hanno tentato di entrare al plesso Tiepolo, ma è partito l'allarme. Questa notte sono rientrati dalla Montessori e attraverso il corridoio interno hanno avuto accesso alla scuola Tiepolo, dove hanno tentato di rubare gli iPad, che però non erano all'interno delle loro scatole, che erano vuote, quindi non li hanno sostanzialmente potuti rubare. Noi siamo preoccupati perché se adesso parte questo tipo di meccanismo un po' con tutti i plessi, il problema non riguarderà solo Silea, ma riguarderà un po' tutti gli istituti, quindi bisogna, come dire, essere veramente in allerta, perché c'è una situazione di questo tipo adesso, in questo momento. Come si può mettersi in sicurezza, come si può mettere in sicurezza gli istituti scolastici? Allora, gli istituti scolastici sono già in sicurezza con gli allarmi, sono già in sicurezza anche con chiusure di ferro alle finestre che abbiamo installato in alcuni plessi. Diciamo che come non siamo in sicurezza nelle nostre case, nonostante i Rangers e nonostante gli allarmi che abbiamo, voi comprendete che un edificio scolastico che rimane chiuso più o meno dalle 7 di sera fino alle 7 del mattino a 12 ore di totale, come dire, assenza di personale in servizio, e quindi può essere più facilmente, con tempi anche più tranquilli, essere attrattivo rispetto a chi cerca di effettuare dei furti. Che idea si è fatta che possano essere le stesse persone che hanno voluto concludere il piano che era in qualche modo fallito la prima volta? Direi di sì, mi sono confrontata su questo anche con la dottoressa Cendron. Il timore è proprio questo, perché sono rientrati esattamente dalla stessa finestra, quindi era evidente che insomma c'era forse un lavoro da concludere, che non c'è stato modo di concludere le 2 sere precedenti. Non è una situazione che rende sereni, questo sicuramente. Non pensate che si tratti di ladri professionisti, ma di qualcuno in cerca probabilmente di droga, in questo caso farmaci, o di materiale facile da rivendere? Certo, sì, il timore appunto è questo. Anche confrontandoci con l'amministrazione comunale abbiamo fatto questo ragionamento. Effettivamente è difficile che un ladro professionista selezioni un farmaco come l'adrenalina, ecco. Quindi probabilmente stiamo parlando di persone, io presumo ragazzi comunque, un po' anche per altri precedenti che ci sono stati qui sul territorio negli anni passati, che hanno bisogno di sostanze e che hanno comunque bisogno di rivendere con una certa velocità materiali, ma possono sparire biciclette o molte altre cose con facilità sul territorio. Quindi anche un invito alla cittadinanza di Silea di rimanere comunque in allerta e anche vigile rispetto a tutto il territorio comunale. Dunque, 2 fronti sui quali interviene la preside. Uno, l'allarme che adesso le scuole siano sempre più nel mirino dei malviventi, che abbiano trovato questa nuova via per mettere a segno i propri colpi, cercando, ed è il secondo aspetto, materiale facilmente rivendibile. Abbiamo parlato di casse audio, abbiamo parlato poi anche di farmaci, e qui il dubbio della preside è che si possa trattare di persone che hanno una forma di dipendenza da farmaci e cercassero proprio
proprio quelli quando sono entrati qui alla scuola materna Montessori. Fatto sta che c'è un nuovo allarme che impensierisce i dirigenti scolastici e ha detto la preside bisogna in qualche modo mettere in sicurezza la scuola, perché potrebbe non essere più solo un problema di Silea, ma questo allargarsi anche alle altre realtà del territorio, e quindi da questo punto di vista bisognerà fare un ragionamento ulteriore. Certo è che qui a Silea l'inquietudine cresce tra il personale scolastico ma anche tra gli stessi genitori. Con Nicoletta Rizzetto da Lanzago è tutto, la linea può tornare a te, Cristian. Grazie Francesca Bozza. Nicoletta Rizzetto da Silea. Come avete sentito, un fatto che inquieta, così come inquieta il fatto che vi raccontiamo adesso. Andiamo a Padova dalla nostra Valentina Visentin, che si trova per la parte tecnica con Cristian Roque Alende. Valentina, vengo da te perché ci parli di una lite, una violentissima lite tra ragazze, con una sedicenne che ha addirittura coltellato la rivale. Raccontaci tutto. Buongiorno Valentina. Esatto, è proprio così. Buongiorno da Padova, siamo in via Poscolo, pochi passi dalla stazione ferroviaria, dunque all'interno della cosiddetta zona rossa, e per raccontare ancora una volta di un fatto di cronaca che ha protagonisti minorenni e ragazzi violenti. È un fenomeno, quello della violenza giovanile, che preoccupa la città, anche proprio alla luce appunto dell'episodio avvenuto qui dove siamo noi ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 15, quando due ragazze hanno cominciato a litigare in strada sotto gli occhi dei passanti, una lite dai toni sempre più accesi, tant'è che la più piccola, una sedicenne, non ha esitato ad estrarre il coltellino che si portava in tasca, un taglierino con una lama con cui ha colpito per ben 3 volte la sua rivale, ferendola alle mani e all'orecchio. La ragazza è caduta a terra sanguinante e dolorante. La scena fortunatamente è stata vista da alcuni passanti che hanno subito chiamato sia la polizia locale che i soccorsi. I soccorsi hanno curato e medicato la ventenne ferita portandola in ospedale, mentre la polizia locale ha subito bloccato e portato al comando la sedicenne, che è stata identificata e a quanto pare sembra non sia la prima volta che sia protagonista di episodi di violenza, e quindi sia una ragazza già conosciuta alle forze dell'ordine. Ragazzi minorenni violente che sono state protagoniste della cronaca anche nei mesi scorsi, lo ricorderete, con alcune aggressioni avvenute qui in stazione, sia a danni di una persona disabile ma anche di una barista che aveva impedito a un gruppo di ragazzine di giocare con le slot machine, ragazzine che sono state più volte oggetto di provvedimenti come Daspo da parte della questore di Padova, ma anche di arresti. E, insomma, un fenomeno, quello della violenza giovanile, che preoccupa e che torna a far discutere l'opinione pubblica qui a Padova. Siamo, come dicevo, all'interno della cosiddetta zona rossa, la zona ad alto impatto, con i controlli 24 ore su 24 delle forze dell'ordine, almeno fino al 18 febbraio, quando scadrà l'ordinanza della prefettura che impone insomma questi controlli. E proprio nell'ambito di questi controlli, sempre qui in zona stazione, nella vicina via Cairoli, 2 nordafricani sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di scassinare una cabina dell'elettricità. Dunque controlli che continuano qui in stazione, nell'attesa di capire se poi questo provvedimento della zona rossa verrà o meno rinnovato dal prefetto durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a metà febbraio, quando la zona rossa, appunto, quando è prevista appunto la scadenza della zona rossa. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Valentina, grazie infinite a te, Cristian Roque Alende, per tutti questi aggiornamenti. Da una città all'altra, da Padova a Venezia, il passo è davvero breve. Sempre la cronaca, sempre un fatto inquietante. Delle turiste che sono state pedinate e minacciate con un coltello. Ma ci racconta tutto da Venezia la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. È successo nella notte, nella tarda serata di martedì, due turiste americane, due anziane signore che sono solite affittare nel periodo invernale un appartamento qui a Venezia per svernare e trascorrere anche il periodo del carnevale. Sono scese dal vaporetto qui alla fermata di Saint-Stae, che è alle mie spalle, e hanno iniziato a dirigersi verso la loro abitazione in zona Pesaro. Loro si erano in qualche modo accorte che qualcuno le seguiva, però lì per lì non ci hanno dato più di tanto peso. Una volta arrivate di fronte al portone di casa, però prima di aprire, quest'uomo, parlando loro in inglese, ha iniziato a minacciarle mostrando loro un coltello. Voleva tutti i loro soldi. A quel punto le due donne hanno svuotato le borse, ma lui non era ancora contento, quindi le ha spinte nell'androne di casa. Voleva altro denaro, probabilmente voleva proprio entrare nell'abitazione, ma a quel punto le donne, anche terrorizzate, sono state brave perché si sono messe a gridare. I vicini hanno sentito, dunque sono accorsi. A quel punto l'uomo è fuggito. Nel pomeriggio di oggi le due donne andranno a denunciare il fatto, ma nel frattempo qui in zona Saint-Stae si è diffuso l'identikit di quest'uomo che le due anziane signore hanno visto molto bene. Non hanno riconosciuto l'accento perché appunto parlava loro in inglese, però sono state in grado di descriverlo come una persona alta, grossa, con la barba e dalla pelle scura, quindi di sicuro le forze dell'ordine lo stanno cercando, sperando che riescano a trovarlo per impedirgli di commettere altre aggressioni come questa. Aggressioni che ultimamente sono sempre più frequenti, soprattutto qui in zona, tanto che alcune persone anziane dicono Venezia non è più sicura come una volta, è più difficile girare. Molte signore dicono noi di sera non usciamo più. Ecco, questa è la situazione anche qui in città. Se non ci sono domande, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, a te Sandro Ponchio. Comprensibile questo stato d'animo diffuso tra la popolazione. Saluto e ringrazio dalla regia Alberto Pivetta e Alessandro Granziera. Ma restiamo a Venezia, c'è la cronaca di oggi, ma c'è anche la cronaca di ieri, perché oggi c'è un'importante ricorrenza. Erano le 21 del 29 gennaio 1996, esattamente 30 anni fa, la ferita più profonda del tessuto urbano e culturale di Venezia degli ultimi decenni, il rogo della Fenice. Una notte drammatica e impossibile da dimenticare. Era chiusa per lavori la Fenice, lavori di manutenzione. L'incendio doloso l'avvolse completamente, divorando platea, palchi, soffitto, lasciando solo le mura perimetrali in piedi e gettando nel dolore, nello sconcerto, la città e il mondo musicale internazionale. Due elettricisti, Enrico Carelle e Massimiliano Marchetti, furono accusati di aver appiccato il fuoco per evitare penali dovute ai ritardi nei lavori di restauro e per questo poi furono condannati. L'inchiesta, guidata dal magistrato Felice Casson, mise in luce una catena di superficialità e negligenze che facilitarono la distruzione della Fenice, inclusa la disattivazione degli allarmi e la mancanza di acqua nei rii circostanti acqua utile ai vigili del fuoco. Sotto la direzione dell'architetto Aldo Rossi e con l'instancabile lavoro di centinaia di artigiani, il teatro venne ricostruito in stile ottocentesco con materiali e tecniche che richiamavano l'originale. Il nuovo edificio riaprì al pubblico il 14 dicembre del 2003. Quella sera del 29 gennaio 1996 Antenna 3 con le sue telecamere c'era e per questo vi riproponiamo un racconto di quella notte tremenda, una ricostruzione curata da Nicola Zanetti con il montaggio prezioso di Simone Merlo.
fa impressione, ma soprattutto il sentimento di impotenza, il fatto di non poter fare assolutamente niente. Assessore D'Agostino, la Fenice non c'è più. Insomma, è molto difficile così parlare di una questione come questa. Io credo che sia difficile immaginare una perdita più devastante per la città. La Fenice sta bruciando. Che impressione ti fa? Terrificante, direi. Tu abiti qui vicino? Sì. La tua casa è stata evacuata, no? No, la mia casa no, ma questo è l'albergo di mio papà e quindi siamo un po' spaventati. Com'è possibile una cosa di questo tipo a Venezia? Lo dovremo verificare come è stato possibile. Fragilità di questa città si vede sempre di più. Incendi ce ne sono dappertutto. Non sempre l'incendiato è la Fenice. Questa dunque è la storia di uno shock collettivo e poi anche di una rinascita comunitaria. Queste le immagini dell'epoca del 1996 di Antenna 3 nel montaggio di Simone Merlo, appunto curato anche da Nicola Zanetti. Noi ritorniamo alla cronaca di oggi, ritorniamo nel Bassanese per il terrore che si è vissuto in un supermercato. Sono stati attimi di terrore per Cinzia Tessaro, dipendente del supermercato Prix di via Garibaldi a Rosà, assalita da due malviventi poco prima dell'orario di chiusura serale del negozio. Mi sono resa conto, ma li avevo già addosso, perché come ho visto erano a viso coperto e vedevo fuori solamente gli occhi, quindi ho visto che erano di pelle chiara e l'unica cosa che ho sentito è stato apri la cassa con il martello davanti al viso. E non ho fatto nulla sinceramente, non ho né urlato, ma mi sono mancate sinceramente anche forse la forza o la voglia di urlare, perché il martello ce l'avevo proprio davanti alla bocca. Momenti agghiaccianti per lei, un incubo. Quanta paura ha avuto in quel momento? In quel momento non tanto, dopo sì, dopo è scesa l'adrenalina e allora sì, ci sono state un paio di notti insonni. Sono riusciti a rubare qualcosa? No, hanno provato a martellate ad aprire, però non si è aperto niente e quindi... Hanno preso a martellate la cassa? Sì, quella là dietro, però alla fine non hanno portato via niente perché io non ho aperto e dicendo che non avevo le chiavi per aprire, si sono guardati, ma il tutto è durato 3 minuti e sono scappate via a piedi, hanno attraversato la strada. In quel momento non c'era, il negozio era pieno, ma in cassa non c'era ovviamente nessuno. Un'azione violenta e fulminea, e la mente corre un'altra aggressione simile avvenuta qualche tempo fa al Magicaffè, sempre a Rosà in via Manzoni, quando ignoti rapinarono una barista minacciandola anche in quella circostanza con un martello. Episodi denunciati, forse potrebbe trattarsi delle stesse persone, ma intanto cresce la preoccupazione. Ci vorrebbe forse un po' più di protezione, ecco, di vigilanza, però che purtroppo manca. E adesso, soprattutto con il buio, sì,
andare fuori di sera, anche se noi l'incasso lo lasciamo nelle cassaforti, insomma noi non andiamo fuori con i soldi del negozio, quindi a noi quando usciamo non abbiamo niente, però comunque la paura rimane alta. Ladri in casa mentre la proprietaria sta guardando tranquillamente la televisione. È successo a Mogliano Veneto e noi abbiamo raccolto lo shock di questa signora. Uno dice meno male che c'erano dei soldini, perché mio marito aveva il portafoglio con dei soldi e forse ci siamo salvati, che hanno portato via sti soldi, quindi non sono venuti in cucina a farci del male. E basta. Altro non si può dire. Un trauma, però ragazzi, fate qualcosa. Si spezza la voce a Ivanna Borsato, 77 anni, raccontando del rischio corso in casa sua in via Rimini a Mogliano. Dopo cena, mentre col marito Luigi Cipriano, consulente di infortunistica stradale, guardava la televisione in cucina, i ladri mettevano a soqquadro le stanze al piano di sopra in cerca di soldi e preziosi. E notato dalle scale il giubbotto del marito su una poltrona, sono scesi in salotto a prenderlo, trovandoci dentro il portafoglio. I padroni di casa hanno così rischiato di ritrovarseli di fronte. Del furto si sono accorti quando, nel tentativo di inserire l'allarme prima di andare a dormire, Luigi è salito al primo piano dove il sensore segnalava una finestra spalancata. E mi fa: ma l'hai lasciata aperta? No. Andiamo di sopra e abbiamo trovato il disastro. Disastro per me è stata una roba scioccante. La coppia ha subito allertato i carabinieri. I malviventi, che hanno fatto in tempo a colpire anche dalla vicina 88enne, hanno forzato l'oscuro, praticato un foro nella finestra e una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando nelle vittime del furto una profonda inquietudine. Come ha trascorso la notte, signora Ivanna? No, guarda, avrò dormito forse per sfinimento 2 ore. Non dico di no, però mi sembrava di avere gli uomini in camera, non so quanti eri, 1, 3, 8, non lo so, è stata veramente dura, ragazzi, e sono già venuti a rubare qua, però non eravamo in casa, allora il trauma è diverso. Così lo vivi proprio sulla pelle. Oltre ai contanti, i ladri se ne sono andati con alcuni preziosi, un collier di perle di Ivanna, uno d'oro della figlia, ma per lo più si tratta di monili del valore principalmente affettivo. Mio marito è cavaliere della Repubblica e porta via anche la medaglia. Ivanna ci ha tenuto a raccontare quello che è successo a lei e al marito perché dice bisogna bloccare questa drammatica escalation di furti nelle abitazioni. Io sono stata fortunata perché hanno trovato dei soldi sul giubbotto di mio marito, se no sarebbero venuti giù a magari a far cosa? A bastonarne. A 77 ragazzi, non ne ho 25. Non mi sento vecchia, però neanche giusto prendersi con queste persone anziane che sono in casa e basta. E abbiamo un altro racconto, un'altra testimonianza drammatica da riferirvi, quella di Ivan, il 51enne preso a colpi di cric in testa e al volto al bar. L'aggressore è un 21enne del posto. Sono vivo per miracolo, dice Ivan ai nostri microfoni. Subito dopo la spinta è partito con una sprangata in testa, col piede di porco, e io sono crollato perché non mi aspettavo questo gesto qua, e dopo ero a terra e lui ha continuato a colpirmi in testa. Adesso sento male alla gamba, appunto anche il braccio. Presumo di aver perso i sensi perché mi hanno detto che ha tentato anche di soffocarmi. Sono vivo per miracolo. Ivan, 51 anni, racconta con lucidità e dolore la violenta aggressione subita al Bar Canova di Vigonovo lunedì sera, quando, dopo le 19:30, è stato colpito alla testa, al volto e al corpo con un cric da un 21enne del posto in evidente stato di alterazione. È già tanto che se sono ancora qua. Un attacco improvviso e violentissimo, senza alcun motivo apparente, è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, che ha trasformato in pochi istanti un momento di normalità in una scena di puro terrore. Mi sono alzato su una pozza di sangue praticamente. Ma l'episodio non si è fermato lì. Il giorno successivo all'aggressione il 21enne si è ripresentato nel locale all'ora di pranzo alle 13:30, accompagnato dalla madre, chiedendo indietro il cric utilizzato come arma e minacciando
minacciando la titolare del bar, Alessia, d'origine cinese. La mamma è dietro, non ha detto niente. Dopo 2 minuti è arrivato Carabinieri e Carabinieri hanno risposto che ce l'hanno loro. E dopo mi ha lasciato stare perché parlava con Carabinieri. Ma non finisce qui. In mattinata, poco prima dell'alba, il 21enne ha poi dato nuovamente in escandescenza in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, inveendo contro la madre. I residenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri. All'arrivo delle pattuglie la situazione è poi degenerata, con il rischio di una colluttazione poi sventata, con il 21enne denunciato dai carabinieri per lesioni gravi, che è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo per accertamenti. Ivan, l'aggredito, ancora provato ma stabile, commenta: racconto quello che mi è successo perché nessun altro debba vivere una cosa simile. Quanti punti ti hanno dato? 20, una ventina di punti. Per il momento una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio devo ritornare di nuovo al pronto soccorso per fare un attacco. Capite che poteva davvero trasformarsi in un dramma, ma parla anche la nonna dell'aggressore 21enne, rompe il silenzio dopo questa brutale violenza, chiede una comunità di recupero e denuncia un contesto familiare distruttivo. Queste le sue parole. Mi auguro che mio nipote si riprenda lontano dalla madre. Abbiamo, ripeto, le certificazioni che ognuno che andiamo diceva. Andavamo anche alla scuola, anche i suoi insegnanti lì a Vigonovo dicevano: più lontano dalla mamma che sta meglio è. Mio nipote va salvato, non è un mostro, è un ragazzo fragile che ha bisogno di cure e di essere seguito, dice la nonna del 21enne, l'aggressore, che rompe il silenzio. Il ragazzo è venuto qua anche l'altro giorno e mi faceva pena perché aveva la madre fuori, non so cosa volesse, si è messo a piangere e mi ha detto: sai che ti voglio bene, nonna, sai che ti voglio bene. L'ho visto molto molto giù, dico: ma tu che cosa stai prendendo oltre che coca? Ha detto: me l'ha data mia mamma. Chiede per lui l'ingresso in una comunità di recupero e di essere allontanato dalla madre, descritta come una donna manipolatrice e da sempre con problemi di alcol e tossicodipendenza. È nato che era già lei non patologica, aveva già assunto e poi si era ripresa un po', però dopo. Aveva assunto cosa, signora? Droghe, dipendenza era di droghe. La coca, aveva usato l'eroina, aveva un compagno, ce l'avrà ancora col crack, chissà. E il ragazzino me lo diceva sempre, diceva: a meno che vado più via con lei, non vado più via. E anche suo nipote queste sostanze? Cioè la mamma le dà al figlio? Io ci credo, perché se il ragazzino si andava a prendere una bottiglia d'acqua perché aveva paura di bere a casa, era terrorizzato. Finché resterà lì non avrà scampo, conclude sempre la nonna dell'aggressore. Sai perché? Perché io non voglio che facciano morire mio nipote. E loro mi dicevano, i servizi sociali, non è ancora eclatante. Insomma, una vicenda complessa, dura anche dal punto di vista umano, e noi ritorniamo nel Padovano, dove è stato chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, il 35enne accusato dell'omicidio del 31enne Michael Boschetto. Nella notte del 27 aprile del 2024, i fatti a Villafranca, Padovana. Un delitto maturato nel cuore della notte e chiuso, secondo l'accusa, da una volontà lucida di uccidere. Per questo il pubblico ministero Benedetto Roberti ha chiesto l'ergastolo davanti alla Corte d'Assise di Padova per Giacomo Friso, 35enne imputato per l'omicidio aggravato di Michael Boschetto, il 31enne vicino di casa. Il PM gli contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'omicidio risale all'alba del 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. Dopo un violento litigio, Friso si è presentato davanti all'abitazione della vittima urlando e colpendo la porta, poi il ritorno a casa, il coltello preso in cucina e l'agguato, 4 fendenti, l'ultimo al torace, risultato mortale in pochi istanti. A trovare il corpo era stata la fidanzata di Boschetto, rientrando dal lavoro. Inutili tentativi di rianimazione. Friso venne arrestato poco dopo, nascosto nel giardino degli zii. Secondo l'accusa, alla base del delitto, rancori irrisolti e un contesto segnato dalla droga e dall'alcol.
Si è aperto in Corte d'Assise a Treviso il processo per l'omicidio di Francesco Favaretto, il barman 22enne barbaramente aggredito nel dicembre 2024 in via Castelmenardo, è morto 12 giorni dopo all'ospedale Cafoncello. 3 i ventenni accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata, tra i loro legali. La procura è già scontro sulle cause che hanno portato al decesso di Favaretto, in particolare su quali colpi inferti al ragazzo siano risultati mortali. Le difese hanno chiesto alla Corte una nuova perizia. La decisione sarà comunicata il prossimo 17 marzo. Per la morte di Favaretto sono a processo anche 5 minorenni, per uno dei quali è già stata pronunciata una condanna in abbreviato a 8 anni. Lotta allo spaccio, siamo a Cittadella. I carabinieri hanno arrestato un pusher di 22 anni e denunciato il suo acquirente. Lo scambio dura pochi secondi, ma viene osservato passo dopo passo dai carabinieri. A Cittadella, un'operazione mirata contro lo spaccio si conclude con l'arresto in flagranza di un 22enne dell'Alta Padovana, già noto alle forze dell'ordine. I militari del nucleo operativo e radiomobile tenevano d'occhio da giorni un'auto di grossa cilindrata con targa estera. Il veicolo è stato intercettato in via Riva del Grappa e seguito fino a una fermata dell'autobus, dove avviene lo scambio, un involucro in cambio di contanti. Le forze dell'ordine hanno bloccato entrambi gli uomini. L'acquirente è un 34enne del posto, trovato con 2 dosi di cocaina e prontamente segnalato alla prefettura come assuntore. Il conducente invece nascondeva altre 14 dosi della stessa sostanza e 380 euro in contanti. A casa altri 8.000 euro, tutto materiale sequestrato. Per lui è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Aggrediti da un pusher, 2 carabinieri feriti durante un arresto a Montebelluna. Nel momento in cui il nigeriano si è visto appunto braccato, ha reagito nei confronti dei militari aggredendoli. Tensione e momenti di paura nella zona del condominio Guarda a Montebelluna, dove un uomo di 37 anni di origine nigeriana ha aggredito con spintoni, calci e pugni i carabinieri intervenuti per un controllo antidroga. Calci e pugni, tanto da indurre i militari a usare il taser, che però a causa dell'abbigliamento che era indossato dal soggetto non è stato efficace. Il pusher ha resistito e solo grazie all'intervento di 3 pattuglie è stato possibile bloccarlo e ammanettarlo. L'uomo, incensurato e residente proprio nel condominio, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina. Per un totale di circa 8 grammi e 155 euro che riteniamo siano il provento di possibile spaccio. Dei militari però per l'arresto sono stati feriti? Sì, hanno riportato ferite, uno meno serie e l'altro un po' più serie, sia agli arti superiori che agli arti inferiori, insomma, a dimostrazione che il contatto fisico è stato importante, quindi sono stati anche bravi a riuscire a trattenerlo e a trarlo in arresto. Durante la colluttazione 2 militari hanno riportato lesioni con prognosi di 30 giorni per delle fratture ad un piede e 5 giorni per contusioni varie, mentre gli altri 4 carabinieri intervenuti sono rimasti illesi. Nonostante l'arresto per spaccio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 37enne è stato subito rimesso in libertà. La legge prevede infatti che chi non ha condanne definitive, come nel suo caso, possa restare libero in attesa di ulteriori sviluppi. In passato era già finito a processo per spaccio, ma era stato assolto. Ha tentato di adescare una 12enne chiedendole il numero di cellulare, ma la ragazza gli ha dato il numero del papà. Siamo a Vigonza, una 30enne del Bangladesh, per questo è stato denunciato dai carabinieri. Si era avvicinato alla ragazza, 12 anni, all'uscita dalla scuola che frequenta. La salutava, la seguiva e le aveva chiesto anche il numero di telefono. La 12enne, che di quello strano tipo aveva già parlato con i genitori, senza esitazioni gli ha fornito quello del papà. Una mossa che si è rivelata vincente perché il genitore, leggendo i messaggi che gli arrivavano sul telefono, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati e lo hanno fermato. Il giovane, 30 anni, originario del Bangladesh, regolare in Italia, è stato denunciato. Su quanto accaduto sono in corso ulteriori indagini. Il fatto non si è verificato nel comune di Vigonza, dove vive la famiglia, ma nei confronti dei cittadini più piccoli resta alta l'attenzione, tanto che il sindaco Gianmaria Boscaro ha disposto un maggiore controllo della polizia locale davanti alle scuole negli orari di ingresso e di uscita.
Continuano le indagini per fare chiarezza sulla scomparsa dell'ingegnere Menegon, sono ancora tanti dubbi su questa vicenda, noi lo abbiamo raggiunto nella sua abitazione. Non pensavo che si innescasse un putiferio e adesso ho realizzato che un putiferio si innesca. Un putiferio che non aveva preso in considerazione, così l'ingegnere Antonio Menegon, rientrato nella sua abitazione di Tezze sul Brenta dopo 23 giorni di buio, silenzio e disperate ricerche, tra le ipotesi più cruente. Un allontanamento volontario su cui i carabinieri stanno indagando dopo aver ascoltato il 78enne superconsulente contro i velox irregolari. Gli inquirenti capiranno cosa abbia spinto davvero Menegon a sparire per tutti quei giorni, senza dire a nessuno dove fosse, come stesse. Si è allontanato perché era anche spaventato da quello che stava succedendo a seguito delle sue indagini, delle sue inchieste. È corretto questo? Sì, va bene, però questi qua dei profili di dettaglio molto legati a una questione anche di suggestione della persona. Per carità, mi posso essere anche spaventata da alcune robe, ma non è detto che fossero delle situazioni effettivamente di pericolo, quindi magari le ho interpretate erroneamente così, insomma, anche se la concomitanza di più fattori mi fa ritenere che siano delle cose legate. Adesso in questo caso lei ha attirato la sua attenzione, cioè l'attenzione delle persone su di sé, nel caso specifico, ma anche per lei forse magari può averlo fatto anche perché l'attenzione venga posta su tutto il suo lavoro. Beh, in realtà il mio lavoro, diciamo così, l'ho già pubblicizzato sufficientemente, quindi attraverso un paio di libri che ho scritto credo di avere comunque scalfito la superficie. Poi se questa roba qua che è successa, no? E questo, diciamo così, attenzione legata a una situazione incidentale, no? Favorisce tanto meglio, però non era quello che era, non c'era una finalità di questo tipo, insomma, no. Lei è stato da una persona, da un amico in questi giorni? Adesso su questo tema ho già detto tutto. Ho detto anche ai carabinieri e mi sono riservato, siccome ci sono delle persone che mi hanno aiutato e che non hanno manifestato volontà di apparire. E mentre i carabinieri proseguiranno nella ricostruzione di quelle settimane, lunedì prossimo, 2 febbraio alle 10:30, nella Galleria d'Arte di Menegon in via Garibaldi a Rosà, è in programma una conferenza stampa in cui darà la sua completa versione dei fatti. C'è il lieto fine, ma appunto come vi dicevo poc'anzi, tanti sono ancora gli interrogativi. Adesso vi raccontiamo, vi diamo conto di quello che sta diventando un vero e proprio caso a San Giorgio in Bosco, ora con la nostra Nancy Galdi che si trova a San Giorgio in Bosco con Andrea Benetti per la parte tecnica. Nancy, buongiorno, che cosa sta accadendo a San Giorgio in Bosco? Sì, buongiorno Cristian, da San Giorgio in Bosco ci troviamo proprio davanti allo stabilimento Acquavera in via Valsugana, uno stabilimento pronto a raddoppiare. Questo è il progetto che sta facendo tanto discutere in paese, dividendo cittadini favorevoli e contrari. Sono state raccolte 5.000 firme contro l'ampliamento e anche il parroco della canonica di Sant'Anna Morosina si è espresso, seppur indirettamente, contro l'iniziativa in una recente omelia. Adesso per inquadrare al meglio la vicenda vi mostriamo il servizio di Chiara Gaiani. Il prete deve fare il prete in chiesa, il sindaco fa il sindaco in municipio. San Giorgio in Bosco, tranquillo paese lungo la Valsugana, sede di uno stabilimento che ne ha segnato la storia, l'Acquavera. Il raddoppio di questo sta facendo scintille, tutti ne parlano, pare anche in chiesa, e qui scatta la singolare tensione tra il sindaco Don Giuseppe Tonin, parroco di Sant'Anna Morosina, frazione del comune, che ci riporta a balzo spazio-temporale a Brescello, il paese di Peppone Don Camillo. Succede che durante l'omelia della domenica entriamo nuovamente nell'argomento dell'ampliamento dello stabilimento San Pellegrino con delle considerazioni che io rispetto perché sono figlie di una visione, di un pensiero. Sulla questione però già tempo fa c'erano stati altri interventi
e per questo era stato informato il vescovo, il quale ha giustamente comunicato l'inopportunità di entrare nel merito. Era settembre quando la Curia di Padova, sentita dal sindaco attraverso il vicario per i rapporti con il territorio Don Luca Facco, aveva suggerito al parroco di porre i temi all'attenzione del Consiglio pastorale, invitandolo a riflettere e condividere con la comunità cristiana. Vicende diverse in settembre, problemi stradali, uguale il contenuto secondo il sindaco, ma del raddoppio di Acquavera Don Giuseppe Tonin assicura di non aver parlato dal pulpito e per questo invita il sindaco a partecipare alla messa domenicale, un terreno di confronto, per ora a distanza, su cui interviene la politica. Sulla vicenda Acquavera a San Giorgio in Bosco è venuto il momento di ascoltare i cittadini, visto che sono state raccolte 5.000 firme. Stefani dica al suo amico sindaco Petenuzzo che invece di censurare i preti bisogna ascoltare i cittadini. Ecco, noi siamo qui con Alberto Scapin della lista civica San Giorgio Bene Comune. Dunque, com'è la situazione? Cosa sta succedendo in paese? Il clima è di grande preoccupazione per un progetto che avrà un fortissimo impatto ambientale, di cui non si capiscono i reali benefici per il territorio. C'è anche una certa tensione tra il sindaco e il vescovo. Sì, il sindaco ha scritto al vescovo per zittire un prete e ha mandato delle lettere a noi consiglieri per intimidirci, ma qui non è il problema chi parla, ma la realtà che il sindaco non vuole vedere. 5.000 cittadini hanno firmato per dire basta e in piena crisi climatica il nostro territorio ha già dato tutto e non possiamo più svendere l'acqua e il suolo per il profitto. Noi come lista proponiamo e diamo la nostra massima solidarietà a Don Tonin e chiediamo al sindaco di ascoltare finalmente la gente. Siete stati proprio voi ad avviare la raccolta firme, adesso il 4 febbraio ci sarà anche un evento per il no. Sì, il 4 febbraio ci riuniremo nuovamente, come abbiamo già fatto tempo fa, in un evento pubblico in cui sarà invitata tutta la popolazione per discutere di questo progetto che tanto sta dividendo San Giorgio in Bosco. E con l'occasione abbiamo anche invitato il sindaco e la maggioranza. Bene, grazie Alberto Scapin e grazie ad Andrea Benetti alla parte tecnica. Per ora da San Giorgio in Bosco è tutto. Cristian, ti restituisco la linea. Dici bene Nancy, per ora perché mi sa che ne parleremo a lungo di questa vicenda e intanto 1500 studenti non sono andati a scuola oggi, è accaduto al Newton Pertini di Campo San Piero, ieri dopo un violento acquazzone, infatti il piazzale si è di nuovo allagato e loro per protesta hanno deciso di astenersi dalle lezioni, di scioperare. Sul posto per noi Chiara Gaiani e Federico Civotto. Parcheggio completamente allagato ieri per l'ennesima volta durante l'acquazzone che si è abbattuto anche in questa zona intorno a mezzogiorno e gli studenti del Newton Pertini, un istituto scolastico il più grande della provincia di Padova che si trova a Campo San Piero, circa 2000 gli studenti hanno deciso di fare astensione, ovvero questa mattina non sono entrati in classe per sollevare l'attenzione su un problema che vivono da anni e ce lo spiegano i rappresentanti di istituto Alessandro Genesini e Alessandro Tolio. Perché ieri mattina all'uscita da scuola abbiamo trovato l'intero parcheggio allagato e gli studenti per uscire da scuola hanno dovuto arrampicarsi su questi cancelli per non bagnarsi, infangarsi e questo è stato il culmine di una serie di richieste che da anni che vengono fatte, tra cui anche la modifica della circonvallazione intorno alla scuola, problemi a riscaldamento, problemi con le uscite come il cancelletto. Ci sono una serie di problematiche che da anni vengono sottovalutate. Oggi noi studenti abbiamo voluto dare un segnale attraverso questo astensionismo molto partecipato, infatti oggi più di 1 migliaio di ragazzi del Newton Pertini hanno deciso di seguire questo esempio, questa
richiesta che oltretutto non è nata da noi rappresentanti, sono stati gli stessi studenti che dopo che sono circolati i video di loro stessi che andavano sui cancelli hanno scelto di stamattina venire qua la prima ora, e questo è stato un grande atto di responsabilità e maturità dei nostri ragazzi. I problemi vengono secondo me dagli enti esterni, ci sono forti problematiche strutturali, forti problematiche idriche come si è visto oggi, che sono a carico o della provincia o del comune. La dirigente, la scuola si era già mossa, sono già stati fatti richieste a cui stiamo aspettando risposta dal 2019, quindi dal 2019 che noi stiamo aspettando che questi problemi vengano sistemati senza avere mai un riscontro. Noi abbiamo deciso oggi di astenerci dalle prime ore insieme a tutti gli studenti per far vedere che a queste istituzioni che effettivamente non è più il caso di trascurarci. Ecco. Questo è il primo step, avete intenzione di andare avanti? Sì, volevamo installare subito dei tavoli tecnici, volevamo chiedere anche se è possibile fare una protesta, perché l'astensione è nata dall'impossibilità di fare una protesta subito, ovviamente va dato un preavviso, quindi è stato deciso insieme a tutti gli studenti, è stato detto facciamo un'astensione, ecco, partita dagli studenti questa cosa. Era solo un gesto simbolico che sicuramente avrà un riscontro futuro con magari una protesta veramente legale e possibile. La nostra volontà non è quella di fare la guerra alle istituzioni, era per dare un primo segnale per dire noi ci siamo presenti e ascoltateci. Adesso con Luisa Bertini e Simone Squarcina andiamo a Torri di Quartesolo dopo il maltempo di ieri e dopo il crollo di un pino nel pomeriggio che ha danneggiato un'auto. È andato tutto bene, ma insomma poteva avere conseguenze ben peggiori. Questa mattina c'è stato un sopralluogo, ci aggiorna per l'appunto la nostra Luisa Bertini. Siamo a Torri di Quartesolo in via Casoni in compagnia del sindaco Gianluca Ghirigatto, perché ieri proprio qui si è sfiorata la tragedia, in quanto uno dei pini, quello che vedete abbattuto alle mie spalle, è caduto a ridosso di un'abitazione e sfondando un'automobile. Ad oggi si procede con la potatura di tutti gli alberi. Sì, diciamo che la potatura di questi alberi rientra in un programma più articolato di potature e di abbattimento di alberi pericolosi. Gli alberi sono importanti, abbelliscono il nostro territorio, sono importanti per l'ambiente, ma quando diventano pericolosi devono essere eliminati. Tra l'altro qui c'è proprio un parchetto per i bambini, quindi diciamo l'intervento è stato anche anticipato. Sì, qui c'è un parco per bambini, ma ci sono anche 2 strade, quindi strade molto utilizzate. Ieri è andata bene perché poco prima della caduta dell'albero erano passate alcune macchine con dei bambini a bordo e siamo stati fortunati. Voi state facendo anche una sorta di ricognizione tra gli alberi pericolosi, sono adesso all'opera anche gli addetti, i tecnici comunali? Sì, come dicevo prima c'è un programma articolato di abbattimento di alberi pericolosi sia all'interno dei parchi che lungo le direttrici stradali. E poi al posto di questi pini pianterete altri alberi? Certamente, in ottobre è il momento ideale per la piantumazione, sostituiremo ciò che è stato abbattuto con altri alberi autoctoni e con un ritmo di crescita lento. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. E noi ringraziamo te come sempre Luisa Bertini per tutti gli aggiornamenti che ci dai dalla provincia di Vicenza. Vi mostro solo per un attimo l'home page del Gazzettino che punta sulla storia che vi abbiamo raccontato poc'anzi con Anna Maria Parisi, la storia di Ivan aggredito fuori dal bar Canova a Vigonovo. Non so se possiamo mostrare l'home page del Gazzettino, è appunto il signore che ha parlato poco fa ai nostri microfoni. È chiaramente una vicenda che preoccupa e interroga. Avete sentito poi anche le parole della nonna dell'aggressore, il ragazzo di 21 anni, una nonna che ha chiesto di fatto aiuto per un ragazzo problematico. Ma abbiamo ancora tanto di cui darvi conto, dobbiamo parlare anche di Olimpiadi, lo faremo in modo molto operativo, ci rivediamo qui fra qualche istante.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì a nord-est, tanti fatti, lo avete visto se ci avete seguito fin qui. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, sono giorni concitati per lui, perché insomma è il consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi, che appunto sta predisponendo il piano per la mobilità in vista delle Olimpiadi, e fra poco Bortoluzzi faremo chiarezza, daremo anche delle indicazioni operative. Vi dico già che non è facile, ci attendono giorni molto complessi, però iniziamo con il dare le informazioni giuste, e quindi per questo qui con me c'è Massimo Bortoluzzi. Ma insomma ci sono anche altri eventi che attendono la nostra regione, su tutti l'evento di questo periodo, il Carnevale di Venezia, queste le misure di sicurezza che saranno adottate. Zone rosse, misure anti-assembramento, controlli e metal detector. Queste le misure per garantire la sicurezza in città e il normale svolgimento delle celebrazioni per il Carnevale di Venezia. La riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli eventi del Carnevale prenderanno il via da sabato e interesseranno il centro storico e la terraferma. Nello specifico sono previste azioni volte a evitare assembramenti attraverso la predisposizione di percorsi alternati in alcune aree del centro storico, quali Rialto, sia per prevenire atti predatori che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. Dunque da sabato 31 gennaio fino al 17 febbraio saranno reintrodotte a Venezia, al centro storico e terraferma, le cosiddette zone rosse. Sicurezza urbana, sicurezza sui mezzi pubblici, c'è stato un vertice anche in prefettura a Treviso e si alzano le misure di sorveglianza anche sui mezzi della MOM. È arrivato in prefettura il tema della sicurezza del personale a bordo dei bus della MOM, dopo i numerosi episodi che hanno visto aggressioni e violenze nei confronti di autisti e controllori sui pullman, così come nelle autostazioni. Un comitato ordine e sicurezza chiesto dai sindacati dopo l'agguato un mese fa al bus dei tifosi al termine della partita Treviso-Mestre. A fronte di una crescente aggressività nei confronti dei dipendenti, MOM sta cercando di fare il possibile per garantirne la sicurezza. Noi stiamo cambiando gli autobus. Ne abbiamo cambiato 130 nel 2025, 86 nel 2026, quindi avremo metà parco che ha tutti i sistemi di sicurezza possibili, quindi telecamere piuttosto che bunny button o anche per la guida, quindi diciamo che noi stiamo facendo tanto. Abbiamo dei contatti diretti con le forze dell'ordine e abbiamo messo in piedi tutto quello che possiamo mettere in piedi. Sanno benissimo i dipendenti che per situazioni particolari hanno l'assistenza legale che l'azienda garantisce, quindi ovviamente noi stiamo facendo il massimo possibile. Fondamentale anche il proseguo della collaborazione con le forze dell'ordine per la formazione degli autisti, in modo che sappiano come affrontare tutte le situazioni critiche, proprio come accaduto con l'agguato dei tifosi, quando la prontezza dell'autista ha evitato conseguenze peggiori. Bisogna pensare appunto che se ci saranno ancora fatti del genere, appunto che vengano formati maggiormente gli autisti che saranno utilizzati per questi eventi, che possono essere anche ulteriori eventi, spettacoli, che possono essere concerti o quant'altro, e in collaborazione appunto con le forze dell'ordine che venga dato una procedura, un protocollo preciso da seguire, questo qua a tutela sia dell'autista ma anche a tutela di tutta la cittadinanza. Il prefetto ha confermato il presidio dell'esercito in Lungosile Mattei, la collaborazione per la formazione degli autisti, oltre che il proseguo dei controlli delle forze dell'ordine. I controlli per le linee più sensibili, dove a volte accadono degli episodi dovuti alla mancanza del titolo di viaggio, e quindi controlli che vengono svolti alle autostazioni, compresa questa di Treviso, e lungo la linea che è più sensibile, indicata dalle stesse organizzazioni sindacali, che è Conegliano Pievisoligo. Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato ai trasporti e alla mobilità della provincia di Belluno. Il suo è un ruolo chiave in queste settimane, in questi giorni, perché ormai mancano 7 giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
e 26. Il tema della mobilità è il tema principale, uno fra i principali, sicuramente quello strategico. Interessa non solo i turisti, non solo i visitatori, non solo chi parteciperà alle Olimpiadi, ma soprattutto chi resta, i residenti, le imprese, i lavoratori. Diamo alcune indicazioni operative. C'è un piano di mobilità, lei lo ha seguito ed è definitivo. Sì, c'è un piano di mobilità e un piano anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Io mi occupo in provincia appunto di trasporto di TPL, quindi di tutto il trasporto anche olimpico, perché ci è stato affidato anche questo compito in provincia per quanto riguarda il servizio olimpico, sia sulla tratta da sud verso nord, quindi da Ponte nelle Alpi verso Cortina, che anche la tratta che va da Dobbiaco verso Cortina. Quindi noi stiamo gestendo tutta questa partita per quanto riguarda i trasporti. Le due direttrici. Due direttrici principali, nord e sud. Da sud si arriva col treno fino a Ponte nelle Alpi e lì ci saranno delle navette per il trasporto spettatori. Okay. Esclusivamente per il trasporto quindi spettatori. Si arriva in treno a Ponte nelle Alpi, si scende e ci sono le navette con orario cadenzato. Orario cadenzato, ogni ora ci sarà una navetta che parte dalle 5:43 da Ponte nelle Alpi e l'ultima ritorna da Cortina dalle 22:40. Quindi su Ponte nelle Alpi abbiamo queste indicazioni. Ogni ora ci sono delle navette in base alle prenotazioni di biglietti del treno, perché ci sarà un biglietto integrato ferro-gomma e ognuno di chi adopererà il mezzo pubblico e arriverà in treno dovrà avere questo biglietto per poi salire sulla navetta e raggiungere Cortina. Questo sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi. Tra l'altro, ecco, qua va fatta subito una sottolineatura, se non sbaglio c'è stato un abbattimento delle barriere architettoniche, quindi anche le persone disabili possono affrontare tranquillamente il viaggio. Sì, esatto. Possiamo dirlo questo? Sì, possiamo dirlo, perché comunque ci sono gli adeguamenti alle stazioni ferroviarie, sono stati fatti proprio per questo, oltre che anche un abbellimento e anche una funzionalità migliore delle stazioni, e c'è proprio questa possibilità, perché noi abbiamo soprattutto, oltre alle Olimpiadi, abbiamo le Paralimpiadi e siamo l'attore principale come Cortina sulle Paralimpiadi. Abbiamo anche la cerimonia di chiusura, quindi giocheremo la nostra parte, secondo me, forte, perché abbiamo quasi tutte le gare a Cortina. E sono stati aumentati anche i treni, le corse dirette, se non sbaglio. Sono state aumentate le corse perché c'è una corsa ogni ora sui treni e quindi parte, appunto, è cadenzato e parte il servizio alle 5:43, quindi prima hanno dato circa un quarto d'ora di lasco per far scendere le persone dal treno e farle risalire in corriera. Le corriere saranno dimensionate in base all'utenza del treno. Si parla dai dati che ho visto anche di 900 passeggeri all'ora, adesso bisogna vedere se sono confermati oppure no, perché parliamo di 18 corriere che escono dalla stazione di Ponte nelle Alpi e devono raggiungere Cortina. Quindi capite la difficoltà non tanto della gestione magari solo delle corriere, ma anche dei flussi di traffico, perché abbiamo un problema su tutta la viabilità. Abbiamo una viabilità che è unica e sappiamo che rischia di andare in tilt, quindi abbiamo anche fatto dei tavoli anche con le aziende di Longarone, perché il primo nodo è proprio Longarone. Sono stati fatti diversi tavoli della mobilità in provincia e con il comandante della polizia stradale che seguiva il tavolo per la prefettura per decidere appunto delle modalità operative che in parte sono state studiate, in parte adesso valuteremo anche come andare avanti. Intanto in questo momento il prefetto ha emesso un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto di mezzi pesanti. E quindi per i mezzi pesanti che cosa accade? I mezzi pesanti verranno bloccati tutti quanti a Ospitale, tranne quelli che hanno una deroga per esigenze sanitarie, esigenze di pubblica utilità o esigenze di servizio primario. Gli altri verranno tutti fermati, perché abbiamo visto che anche ieri ci sono stati numerosi camion che hanno oltrepassato l'area, perché chiaramente non c'è nessun varco, e sono arrivati in zona limitrofa a Cortina o a Calalzo anche, e si sono bloccati perché si sono trovati con le gomme estive e dovevano montare le catene. Quindi noi dobbiamo trovare un giusto compromesso in maniera che il traffico sia scorrevole, che sia garantito
e sia per i residenti, soprattutto per i residenti, perché il mondo continua ad andare avanti e questi paesi devono vivere, ma sia garantito che questi possano muoversi in piena libertà, e in più che chi ha comprato un biglietto che deve raggiungere Cortina lo possa raggiungere in tempo per vedere la gara. Questo è indispensabile, diciamo. Quindi è un'architettura molto complessa, questo va detto. Prima vedevamo, anzi ne vediamo ora, ringrazio Alberto Pivetta e Alessandro Granzera, ora ci sono anche le varianti di Tai e Valle di Cadore, è un aiuto importante, diciamo. Certo, perché queste qua sicuramente fanno la loro parte, perché su Tai si doveva attraversare una parte di Tai con tutte le problematiche che c'erano per gli attraversamenti pedonali, perché come dicevo prima tutto continua a funzionare, quindi la gente deve vivere questo paese, quindi avremmo sicuramente senza la variante c'era un problema maggiore su Tai. Su Valle sapevamo benissimo che sull'abitato di costa c'era quella curva famosa dove si incastravano più volte, si sono incastrati gli autoarticolati. La famigerata curva. Sì, e quindi anche lì c'era un problema che se non veniva aperta questa variante si doveva provvedere in altra maniera, perché due corriere facevano fatica sicuramente a incrociarsi su quel punto, anche perché stiamo parlando di una flotta olimpica per quanto riguarda il trasporto di Dolomiti Bus, quindi quello che gestiamo noi, di 100 autobus, più ce ne sono circa 150 di fondazione, e più dopo c'è tutta la macchina olimpica con tutte le forze dell'ordine e tutte le navette loro, quindi di trasporto atleti, del trasporto delle squadre, di tutta questa macchina. Quindi veramente c'è tantissimo traffico che viene generato solo dalle Olimpiadi, e più dopo dobbiamo metterci anche il traffico comune. Il traffico ordinario, il traffico dei residenti. Si potranno muovere i residenti, quindi l'abitante di Vodo, di Valle, si può muovere liberamente in quei giorni? Tutti quanti si è pensato appunto nei tavoli di viabilità di tenere aperta la viabilità fino a Dogana Vecchia, quindi si arriva al confine con Cortina e la viabilità è aperta per tutti. Nessuno ha bisogno del pass per arrivare fino a Dogana Vecchia, e quindi è garantita la viabilità e la mobilità per quanto riguarda tutte le persone che vivono sulla Valle del Boite, ad esclusione di Cortina, dove per entrare dovrai avere un pass particolare che si richiede a Fondazione, che è già stato richiesto da tutti gli abitanti, da chi ha comunque un'esigenza concreta per entrare a Cortina, perché lavora o ha una seconda casa o è residente, e quindi su questo non c'è nessun problema. Quindi se io da trevigiano, padovano, veneziano, non solo ovviamente, ho una seconda casa a Tai di Cadore, posso raggiungerla tranquillamente? Certamente. Ognuno fino a Tai non ci sono. Se ce l'ho a Cortina, se è a Cortina bisogna avere il pass e bisogna comunque richiederlo. Questo significa che possono raggiungere per esempio la zona industriale di Longarone per lavorare, è la zona industriale principale della provincia, tutti i cadorini, quindi chi dal Cadore si muove ogni giorno sul Longarone per andare in fabbrica, per essere molto concreti, può farlo. Può farlo tranquillamente. Noi abbiamo anche istituito un potenziamento sulla linea 30, che è la linea Calalzo-Cortina, per favorire il spostamento dei lavoratori nel periodo olimpico, perché sappiamo che sicuramente, proprio in base a quello che dicevo prima, perché abbiamo numerosi autobus in più, abbiamo tutto il traffico comunque anche olimpico che si muove, più le forze dell'ordine, e dobbiamo garantire sicuramente la sicurezza e anche il settore sanitario per quanto riguarda tutta questa tratta. Abbiamo cercato di potenziare questa linea 30 che è la Calalzo-Cortina con 4 corse all'ora, quindi ogni 20 minuti abbiamo una corsa che va verso Cortina, e oltre a questo abbiamo dato anche la possibilità a chi è un lavoratore di avere 500 abbonamenti gratuiti proprio per sgravare il traffico su questa strada. Questi abbonamenti vanno richiesti attraverso il sito di Dolomiti Bus e di Fondazione Milano Cortina, che farà il controllo che siano lavoratori oppure no. Quindi abbiamo cercato di ottimizzare tutto e di fluidificare il traffico e di gestire tutto questo flusso.
Altra domanda, altro tassello, quindi abbiamo parlato di chi arriva in treno e può usufruire di queste navette, abbiamo parlato dei mezzi pesanti, del traffico ordinario, quindi dei residenti che devono muoversi per le loro esigenze, trasporto scolastico e scuole. Chiudono, non chiudono le scuole? Come si muoveranno gli studenti? Allora, questo era un punto, insomma, è un punto che ha arrovellato tutti per mesi. Alla fine che cosa accadrà? È stato un punto dibattuto nei mesi scorsi, dove abbiamo fatto tavoli anche in Regione. Avevamo deciso di tenere le scuole aperte e di mantenere il servizio pubblico normale. Questo non tanto solo per le scuole, ma anche per i lavoratori, perché comunque chiudere le scuole significava chiuderle in tutta la provincia e modificare il piano di Dolomiti Bus su tutta l'intera provincia. Il che siamo andati su questo fronte, abbiamo portato a casa il risultato, non facile, perché per far questo Dolomiti Bus ha dovuto dare in subaffido al 100% tutto il servizio del trasporto olimpico, più anche l'incremento e il potenziamento della linea 30, però adesso le scuole sono aperte, è evidente che ogni scuola, ogni istituto ha una propria autonomia e potrebbe anche chiudere in autonomia. Al momento io so che è tutto aperto, so che ci saranno dei problemi su Cortina, ma è all'interno di Cortina e dovranno gestirseli loro direttamente con il dirigente scolastico, ma magari adesso bisognerà vedere in itinere cosa diciamo che io con lei ora sto parlando, Bortoluzzi, soprattutto di quello che succede da Dogana Vecchia in giù, che comunque è una bella porzione di territorio. Cortina ovviamente fa storia a sé, è zona rossa diciamo così, e quindi là serviranno, e ci sono ordinanze specifiche dell'amministrazione comunale, dell'organizzazione, non potrebbe essere altrimenti. Ultimo tassello, abbiamo parlato un po' di tutto, ne manca uno. Chi vuole raggiungere Cortina in auto, vuole partecipare alle Olimpiadi, vuole respirare il clima olimpico a Cortina e dintorni e vuole raggiungere la Conca in auto e parte da Venezia, quindi A27, Pian di Vadoia e poi? Non può entrare a Cortina, quindi quest'utente che non ha una residenza non potrà entrare dal 1° di febbraio, perché dal 1° di febbraio vanno in vigore e si chiudono i varchi per quanto riguarda l'ingresso a Cortina, quindi da quella data c'è un blocco, quindi non si potrà entrare con le macchine e io consiglio di utilizzare i mezzi pubblici. Allora, o si arriva a Calalzo e si prende il treno, o si arriva a Longarone o anche a Ponte nelle Alpi, però bisogna trovare i parcheggi, e Ponte nelle Alpi non ce ne sono tanti e neanche Longarone, perché Longarone è destinato soprattutto per quanto riguarda gli spettatori. Quindi il trasporto pubblico locale è sempre garantito. Uno potrebbe per assurdo parcheggiare a Belluno, salire sul treno e andare fino a Calalzo, da Calalzo prende la linea 30 e va a Cortina. Oppure o anche Feltre o qualsiasi punto, anche Padova parte e va fino a Calalzo, e da lì parte con la linea 30, quindi con un autobus di Dolomiti Bus che va a Cortina. L'alternativa è quella di arrivare fino a San Vito, trovare un parcheggio, però lì sarà un'incognita e quindi io cercherei di trovare una soluzione diversa, però uno potrebbe arrivare a San Vito e attendere la linea 30 che passa, perché è cadenzata ogni 20 minuti, sale su quell'autobus e va e entra a Cortina, però potrà entrare solo con l'autobus. Quindi con l'auto io posso arrivare di fatto a San Vito, Dogana Vecchia, e quindi però appunto però dopo bisogna trovare il parcheggio, perché uno rischia di arrivare a San Vito, non trovare il parcheggio, perché indietro. I parcheggi che sono stati istituiti sono parcheggi per gli spettatori che vanno fino a esaurimento e che possono essere prenotati solo da chi ha un biglietto per le Olimpiadi. Svegliarsi la mattina e dire: ma sai che facciamo oggi? Andiamo a Cortina per respirare il clima olimpico, prendiamo la macchina e andiamo? No, un po' di... No. Parcheggiare un po' prima di Cortina, questo è... Parcheggiare un po' prima oppure prendere appunto o parcheggiare, perché dopo comunque i trasporti pubblici sono potenziati e garantiti, quindi io direi cerchiamo di adoperare quei mezzi anche per non andare a congestionare la strada, che sappiamo
che va spesso in crisi, ma proprio perché ci sono delle problematiche. Dopo, in questo momento hanno messo anche neve anche per il periodo olimpico, quindi evitiamo di usare l'auto quando non serve e utilizziamo i mezzi pubblici. Questo è l'augurio che faccio, richiamo che faccio a tutti quanti. Senta Bortoluzzi, prima di andare in pubblicità, poi rimane con me, è il caso di Giornata in provincia di Belluno, bambino di 11 anni lasciato a terra proprio sulla famigerata linea 30, che è la linea insomma tra Calalzo e Cortina. Il piccolo non aveva il biglietto speciale per l'autobus, quello a cui facevamo poco prima riferimento, e ha vagato 6 chilometri sotto la neve da solo, a piedi da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore. La mamma dice: avrei pagato la multa, ma insomma non si lascia un bambino di 11 anni a terra. Insomma è un caso un po' imbarazzante, mettiamola così. È imbarazzante. Stamattina ho chiesto appunto anche a Dolomiti Bus cosa sia successo. Adesso stiamo verificando per capire esattamente cosa è successo, ma cosa non deve più succedere. Non siamo noi come provincia, perché noi abbiamo affidato un servizio al concessionario che è Dolomiti Bus, però queste cose sicuramente non devono accadere e quindi verificheremo e faremo le giuste osservazioni e prenderemo le giuste contromisure per quanto è successo. Intanto ho chiesto appunto a Dolomiti Bus che queste cose non si verifichino più e di trovare le soluzioni. Qua bisognava farlo salire e dopo semmai si faceva la multa, si chiamava il genitore. Diciamo che qui c'è un po' di ansia olimpica. Probabilmente sì, dopo con la scusa che c'è il 100% di subaffido a altre ditte che sono ditte che vengono da fuori, magari c'è anche un po' di caos. Adesso bisogna capire quando è successo, come si è svolto il fatto e andremo a fondo comunque di questa questione. Bortoluzzi resta con me, facciamo 2 minuti di pubblicità, poi andiamo a Belluno con la nostra Tiziana Bolognani, quindi abbiamo ancora tanto di cui darvi conto, ma ritorniamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta, qui con me è rimasto Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, con cui stiamo parlando di Olimpiadi, abbiamo dato diverse indicazioni operative, ma noi adesso andiamo a Belluno, ci colleghiamo con Belluno, con la nostra Tiziana Bolognani, per la parte tecnica c'è Stefano Bozzi e parliamo della crisi delle edicole. Anche nel bellunese diminuiscono infatti i punti vendita dei giornali. Le contromisure per il settore sono state presentate questa mattina dal sindacato giornalai e dalla società di distribuzione di giornali e prodotti editoriali. Chiaramente anche qui c'è una specificità montana, è più difficile distribuire i giornali in una zona montana rispetto alla pianura, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. La crisi delle edicole che naturalmente si ripercuote anche in provincia di Belluno fa fare un passo in avanti, si guarda verso il futuro cercando di amplificare anche le offerte che i cittadini possono trovare nelle edicole. Di questo si è parlato oggi nella sede di Confcommercio con la rappresentanza del sindacato degli edicolanti, lo SNAG, e al mio fianco c'è Fabio Callegher e il rappresentante dell'azienda, della società che si occupa della spedizione dei pacchi, Pierpaolo Bersani. Vediamo intanto subito di capire qual è la situazione delle edicole, Callegher, in provincia di Belluno. La situazione delle edicole in provincia di Belluno è abbastanza in questo momento difficile, soprattutto nel contesto attuale. In questi anni si è avuto sempre una diminuzione anche delle attività e qui poi c'è anche la società che può confermare questo dato. Quindi proprio in questo momento si sta cercando di trovare delle soluzioni anche per poter integrare
volume di affluenza da parte dell'utenza all'interno delle edicole, offrendo un ulteriore servizio che stiamo lanciando insieme alla distribuzione locale. Allora, diciamo subito che questa iniziativa si chiama Edicola Express e da qui si desume che all'interno delle edicole gli edicolanti, grazie a questa convenzione, potranno mettersi a disposizione per la spedizione di pacchi. È così, Bersani? Sì, è corretto. Io rappresento DISPE, che è la società che distribuisce sulla provincia di Belluno i prodotti editoriali, quindi i periodici quotidiani. Abbiamo pensato di portare avanti un progetto che sfrutti le strutture già esistenti sostanzialmente, quindi il trasporto, la logistica e chiaramente poi l'appoggio sui rivenditori, che sono fondamentali, per dare un nuovo strumento che aiuti le edicole con la possibilità di portare nuove persone, nuovi clienti all'interno, sfruttare una struttura già esistente e dare sostanzialmente un servizio nuovo alla popolazione. Che certamente gradirà. Spero di sì, e anche competitivo, visto che ultimamente magari il problema delle spedizioni in provincia è un po' difficoltoso, quindi vogliamo dare un po' un aiuto anche in questo senso. Quindi un aiuto ai cittadini, un aiuto agli edicolanti che avete registrato delle chiusure o dei cali significativi nelle vostre edicole? Dei cali significativi nelle vendite, ecco anche un motivo per cui si cerca anche di trovare altre soluzioni che possano supportare il mantenimento di queste attività di vicinato che sono importanti all'interno di tutto quello che è le nostre comunità, soprattutto in montagna, e quindi per avere anche la sostenibilità economica di poter magari mantenere questi servizi, io ritengo essenziale all'interno del nostro territorio. E cali soprattutto nelle vendite e anche la difficoltà, appunto, come ho appena accennato, del mantenimento della sostenibilità economica, soprattutto nei piccoli comuni. Infatti c'è a livello nazionale anche una desertificazione proprio a livello comuni che non hanno più un'edicola nel proprio territorio. Qui c'è questa situazione in provincia di Belluno? Sta iniziando a manifestarsi, ci sono già diversi comuni che sono senza edicola. Grazie Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Chiudo con lei, Bortoluzzi. Abbiamo parlato di mobilità, di trasporti, abbiamo fatto chiarezza, poi insomma certe cose si devono vivere, perché è chiaro che dovremo monitorare giorno per giorno, ora per ora, l'evoluzione di queste Olimpiadi. Lei è anche consigliere delegato alla protezione civile per la provincia di Belluno. Sul fronte della sicurezza, come vi muoverete? Abbiamo ancora un minutino. Sì. Non è un compito della provincia, però noi siamo parte attiva all'interno della sala interforze. Noi curiamo solo la parte safety, abbiamo del personale all'interno di questa sala che verrà inaugurata, che sarebbe il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, fatto con dei fondi dall'emergenza VAIA, fondi provinciali e anche fondi dopo del Ministero e della Prefettura, e questa sala verrà utilizzata sia per la safety che per la security e è presso il comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. L'inaugurazione sarà proprio a ridosso delle Olimpiadi il 3, è un'opera che serve appunto per gestire tutta la complessità delle Olimpiadi, perché lì dentro si prenderanno le decisioni per quanto riguarda la sicurezza e anche eventuali soccorsi necessari durante questo periodo. Le chiedo telegraficamente che vibrazioni ha? Sicuramente è una cosa complessa, bella da vivere, perché comunque è un'esperienza unica. Speriamo di aver fatto del nostro meglio e che tutto fili per il liscio, ma sono sicuro che da buoni bellunesi porteremo a casa un buon risultato e anche da buoni veneti. Grazie Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato alla protezione civile e ai trasporti della provincia di Belluno. Buone Olimpiadi. E io vi ricordo che subito dopo la sigla c'è il meteo, poi l'appuntamento, rimanete con noi, l'approfondimento con Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Parleremo di disagio giovanile, disturbi della personalità, depressione che purtroppo è in aumento, quindi fra pochissimi minuti alle 16:15 il film Loving. Per il momento è tutto, ma noi ci rivediamo, se lo vorrete, fra pochi minuti. Buon proseguimento.